Meriam Reaili, la giovane foreign fighter scappata in Siria da Arzer Grande, potrebbe essere ancora viva, la rivelazione di un quotidiano arabo. Giallo di cornuda, domani sarà il giorno della verità, l'autopsia sul corpo di Sofia, la 43enne ucraina ritrovata alla vigilia di Natale in una scarpata tra Romano Dezzelino e Cima Grappa. Clamorosa protesta di un disabile che dalla vigilia di Natale staziona con la sua auto e con striscioni sotto l'ex storica sede di Veneto Banca a Montebelluna. Rivoglio, dice, i miei risparmi. Terrore all'ufficio postale di Frescata di Preganziol. Poco prima delle 9 di stamane 2 banditi armati di pistole e coltello hanno fatto irruzione nei locali. Panico tra i clienti. Incendio alle auto della polizia locale di Venezia, atto doloso ed intimidatorio, spiega il comandante della municipale, che poi dice di essere stato lasciato solo come Giovanni Falcone. Violenta aggressione nella notte a Treviso, all'esterno del grattacielo di via Pisa. Un 46enne è stato preso a calci e pugni ed è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Cafoncello. C'era anche un po' di Padova. Nell'udienza di oggi in Vaticano, Papa Francesco ha incontrato i rappresentanti del progetto che ha portato i robottini amici dei bambini all'interno della pediatria. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. Dunque in primo piano un'ampia pagina di cronaca a partire dalla rivelazione fatta da un giornale arabo che ha parlato di Meriam Reaili, la ricorderete, la giovane foreign fighter fuggita da Arzer Grande nel Padovano per arruolarsi tra le file dell'ISIS in Siria. Ebbene, secondo il quotidiano, Meriam sarebbe viva e abiterebbe in Francia. Condannata lo scorso 12 dicembre a 4 anni di carcere per terrorismo, Meriam Reaili, la giovane di Arzer Grande scappata per combattere in Siria con l'ISIS, potrebbe essere ancora viva. La 22enne potrebbe essere scappata dai bombardamenti su Raqqa ed essere rientrata in Francia sotto falso nome. A rivelarlo è il giornale in lingua araba Al-Hadat al-Maghrabia, che riporta fonti dell'intelligence europea. La giovane si sarebbe mescolata tra le centinaia di combattenti in fuga e, superato il confine, sarebbe rientrata in Europa, notizie alle quali non è stata data conferma ufficiale ma che sono in corso di accertamento da parte del ROS dei Carabinieri di Padova. Il timore è che la giovane, tornata in Occidente, possa essere ancora manipolata dall'ISIS e che proprio grazie all'organizzazione terroristica sia riuscita ad affrontare il lungo viaggio con documenti falsi e possa dunque commettere qualche azione kamikaze. Per il giudice del Tribunale di Venezia, che ha spiccato nei suoi confronti il mandato di cattura internazionale, a preoccupare soprattutto la disponibilità al martirio di Meriam, testimoniata da alcuni documenti mostrati durante il processo. Tuttavia l'ultimo contatto con i familiari risale al novembre del 2016, quando la ragazza si diceva pentita della sua scelta, terrorizzata dalla guerra ma nell'impossibilità di lasciare la Siria. E torniamo a parlare del giallo di cornuda, ci siamo spostati in provincia di Treviso, domani sarà il giorno della verità, l'autopsia infatti verrà eseguita domani mattina sul corpo di Sofia, la 43enne ucraina ritrovata alla vigilia di Natale in una scarpata nel Vicentino tra Romano Dezzelino e Cima Grappa. Sarà l'autopsia a chiarire almeno una parte dei 1000 interrogativi che rimangono per ora senza una risposta. Il corpo di Sofia è stato trovato alla vigilia di Natale sulla strada Cadorna tra Romano Dezzelino e Cima Grappa, buttata in un dirupo in una discarica a cielo aperto. In questo posto vengono gettati sacchetti dell'immondizia, rifiuti che parzialmente avevano coperto la donna. A trovare la 43enne ucraina alcuni cacciatori che subito hanno lanciato l'allarme. Il giallo, che aveva lasciato tutti con il fiato sospeso, è terminato in maniera tragica. Sofia non era scappata ma era morta, abbandonata ad una trentina di chilometri da Cornuda, trovata in una posizione fetale, un particolare non indifferente e che solo l'autopsia potrà chiarire il terribile dubbio. Era ancora viva quando è stata gettata? E chi l'ha uccisa? Tutte le piste, spiegano gli investigatori, rimangono aperte, ma l'ipotesi più accreditata rimane quella dell'omicidio-suicidio. Daniel Pascal Albanese, il condizionale rimane d'obbligo, potrebbe aver ucciso Sofia, sua compagna di una vita, e poi essersi ucciso. Gelosie e soldi, forse il movente. Per il sindaco di Cornuda, a scatenare tutto potrebbe essere stata una questione invece economica. Da quello che si deduce, da quello che si legge, insomma, parrebbe che non fosse proprio la gelosia il motivo che ha spinto questa persona a compiere un gesto così efferato. Una coppia che a Cornuda ha vissuto sempre nell'anonimato, secondo il sindaco poco conosciuta.
La vita di Sofia, sotto la lente di ingrandimento, ha fatto emergere un quadro inaspettato, divisa fra 3 uomini, il geologo di Bologna, il primo a dare l'allarme il 17 novembre quando la donna non si era fatta più sentire, Pascal, con il quale condivideva la casa, ed infine il medico radiologo trevigiano, del quale sembra Sofia si fosse innamorata. Che cos'è accaduto? Come è stata uccisa? Domani, il giorno della verità, sarà l'anatomopatologo Alberto Furlanetto che eseguirà l'autopsia a dare qualche risposta, risultati che saranno incrociati anche con gli esiti attesi nei prossimi giorni degli esami eseguiti sul corpo di Pascal. È una tragedia questa che ha coinvolto 2 famiglie. Ai nostri microfoni parla il signor Angelo, padre di Daniel Pascal Albanese, e dice: il nostro pensiero va alla mamma di Sofia. Poche parole, un dramma immenso, la perdita del figlio che si è tolto la vita a fine novembre e lo spettro che aleggia ormai da giorni, quello che potrebbe essere stato proprio lui ad uccidere la compagna Sofia. Il pensiero di papà Angelo va alla mamma della 43enne trovata morta la vigilia di Natale. Il problema nostro è della madre della figlia, che non so come l'ha preso, come va a finire, ma so che è tanto dolorante, che deve avere dei grossi problemi. Il dolore in questa storia sembra essere il comune denominatore, 2 famiglie distrutte, una verità che sta venendo a galla piano piano. Sinceramente noi non sappiamo niente, perché mio figlio non mi ha mai detto niente di niente. Negli occhi del papà di Daniel, quel dolore difficile da sopportare, tutti speravano che Sofia fosse ancora viva, invece ora tutto è cambiato, una tragedia nella tragedia ed una comunità che si interroga, nessuno ha visto, nessuno ha sentito, una coppia invisibile, una verità ancora da scoprire. Ed ora una storia, l'ennesima storia legata ai fallimenti delle banche venete. Protagonista un romeno da molti anni in Italia che dopo un infortunio sul lavoro ha investito parte del risarcimento in azioni Veneto Banca e che dal giorno di Natale sta attendendo fuori dalla sede della banca di Montebelluna che gli vengano ridati i soldi. L'uomo ha addirittura parcheggiato la sua vettura all'ingresso dell'istituto di credito. Vuole i suoi soldi e per non sbagliarsi ha deciso di parcheggiare così l'auto davanti alla banca, ma non solo. Determinato com'è si è organizzato per bivaccare qui finché qualcuno non gli darà risposte, ma soprattutto i suoi denari. Protagonista questo signore di origine romena, ma che da molto tempo vive in Veneto. Per molti anni in provincia di Treviso, poi dopo un volo di 6 metri da un'impalcatura, con il resto della famiglia si è trasferito a Ponte San Nicolò a Padova. Ho avuto un infortunio sul lavoro, mi hanno dato quella che mi hanno dato e una parte l'hanno lasciato pensando ai figli, hanno lasciato nelle azioni, hanno detto che sono sicure, più sicure di tutte. Allora hanno detto alla moglie, dico, così anche se ne arriva acqua alla gola, questi li lasciamo da parte al sicuro. E così sono state messe al sicuro per loro, non per noi. 100.000 euro in azioni che ora non esistono più, ma lui non molla e ha chiesto i soldi ai nuovi padroni di Veneto Banca. Le ho promesso 2 settimane prima che fino a Natale se non hanno soldi in conto corrente o in contanti, da Natale in poi dico sono qua. Dicevo aspetta che ti chiamiamo da mercoledì, non è bisogno che mi chiamate, che io sarò qua ogni giorno fino alla fine, fino a quando mi date soldi. Così si è accampato qui con tutto quello che gli serve, compreso i pannoloni da incontinente e le sacche biologiche, che ha pensato bene di appendere per protesta all'entrata della banca, perché lui qui ci sta soprattutto per una questione di principio. Non c'entra questa, anche se avevo 10 milioni messi da parte, 1 euro se era al mio in banca non lo dovevano toccare. Io non ho mai chiesto case popolari, non ho mai chiesto 1 euro di aiuto allo Stato, come si chiama, elemosina, neanche non ho mai pensato, sono stato sempre a lavoro. Che dopo l'infortunio si è tramutato in una piccola ma dignitosa pensione. Ecco perché i 100.000 euro sono importanti ma non indispensabili, almeno per ora. Ed ecco perché se Marin può sopportare le stampelle e l'incontinenza, proprio non accetta che gli abbiano portato via i suoi soldi. Sono abituato a vivere con molto di meno sono abituato a vivere, ma non permetto a altri che mi toccano i miei interessi, le mie lacrime, il mio sangue. E per incarare questo concetto non ha esitato ad appendere i segni della sua disabilità con questo slogan. Così si fanno soldi con i sacrifici non rubando.
E una prima battaglia in favore dei risparmiatori rovinati dal disastro di Veneto Banca Popolare di Vicenza è stata vinta con l'istituzione da parte del Parlamento del fondo per i risarcimenti, ma la strada resta sempre in salita. Il fondo per le vittime del crack delle banche venete approvato nei giorni scorsi da Camera e Senato è solo il primo passo per ottenere giustizia da parte di chi si è trovato vittima inconsapevole delle condotte dei responsabili di questi disastri finanziari. Lo affermano all'unisono le 10 associazioni radunate sotto l'etichetta Unite per il fondo. Ricordiamo che la legge non è ancora perfetta, sono necessari dei decreti e dei regolamenti attuativi che noi 10 associazioni CNCU abbiamo messo a disposizione i nostri uffici legali che in collaborazione con il Ministero dovranno elaborare appunto questi decreti e regolamenti attuativi. Regolamenti che dovranno stabilire innanzitutto i criteri di priorità per l'accesso al fondo. E noi vorremmo che questi partissero dalle condizioni delle persone che sono state tradite nei loro risparmi, da quelle che hanno più bisogno e più necessità. Nonostante le risorse siano raddoppiate rispetto ai 50 milioni inizialmente previsti, riconoscono dalle associazioni, si parla di cifre ancora distanti da quelle auspicate da migliaia di risparmiatori truffati. 100 milioni sono insoddisfacenti, questo ce ne rendiamo conto, intanto dobbiamo subito creare le condizioni di finirli questi 100 milioni, perché il fondo che è stato creato come unico al mondo, perché va comunque a risarcire degli azionisti, sarà ricaricato coi conti dormienti. Le 10 associazioni, che rappresentano complessivamente circa 100.000 persone, si propongono quindi di continuare l'azione di pressione sul governo per garantire ai risparmiatori rovinati un vero risarcimento. Se noi continuiamo a ricordarci prima i risparmiatori, marceremo uniti e colpiremo con vittoria gli obiettivi. Torniamo alla cronaca con la rapina messa a segno questa mattina nell'ufficio postale di Frescada di Preganziole. Si tratta del secondo colpo in 3 mesi e cresce la preoccupazione tra i cittadini. Mi fa strano il fatto che una posta così piccola venga sempre aggredita in questo modo. È continuo il via vai di clienti all'ufficio postale di Frescada, chi per pagare un bollettino, chi per prelevare soldi, ma le porte sono chiuse e un cartello avverte che per oggi gli sportelli non saranno attivi a causa di una rapina. Si tratta del secondo colpo in poco più di 3 mesi alle poste della frazione di Preganziol. Mancano pochi minuti alle 9 quando 2 uomini con il volto travisato entrano nell'ufficio. Uno stringe in mano un coltello, l'altro una pistola presumibilmente giocattolo. In quel momento, oltre ai dipendenti, ci sono 5 clienti che vivono momenti di terrore in balia dei 2 malviventi che con la minaccia delle armi si fanno consegnare il denaro presente in cassa, pochi euro. Un bottino esiguo con il quale i 2 scappano, probabilmente a piedi. Immediatamente vengono avvertiti i carabinieri che giungono sul posto, raccolgono le testimonianze dei presenti e acquisiscono le immagini delle telecamere di videosorveglianza che potranno essere utili per identificare i responsabili di questo ennesimo colpo in strada Terraglio. Lo scorso 18 settembre un uomo, fingendosi un normale cliente, aveva chiesto un colloquio con la direttrice, ma una volta dentro il suo ufficio aveva minacciato di farsi esplodere se non gli fossero stati consegnati i soldi. Un episodio, quello di stamane, che aumenta il senso di insicurezza tra i cittadini. Non c'è tanto controllo, magari c'è poco personale, non lo so, ma comunque c'è poco controllo. Anche per le strade uno non è che è tanto sicuro. Io sinceramente non penserei che in un posto del genere possa succedere una cosa del genere, se devo essere sincera. Non abbiamo più parole. Cresce il senso di insicurezza? Abbastanza. Ed ora l'incendio alle auto della polizia locale di Venezia, atto doloso ed intimidatorio, dice il comandante della municipale, che poi aggiunge di sentirsi solo, come era stato lasciato solo Giovanni Falcone. E come insegna Giovanni Falcone, se non c'è la reazione della comunità, se uno viene lasciato solo, è il momento in cui è più esposto al pericolo delle minacce. Parole del comandante della Polizia Locale di Venezia Marco Agostini ai nostri microfoni, rese pubbliche sul suo profilo social dopo il rogo alle 2 auto della municipale nel giorno di Natale, sebbene fossero ferme e parcheggiate da giorni a Favaro Veneto. Io e tutto il corpo di polizia municipale siamo soli come Giovanni Falcone, prosegue. Il sospetto che si possa trattare di un atto intimidatorio, comandante? Beh, non c'è altra ragione, nel senso che qualcuno vorrebbe spaventarci, non ci spaventiamo così per così poco.
Oggi, con le indagini ancora in corso e condotte dalla Questura di Venezia, anticipa quella che a suo avviso è la matrice dell'incendio. È sicuramente doloso perché una macchina ferma da 2 giorni non prende fuoco da sola, all'aperto. È molto complesso. Matrice da ricercarsi nella lotta contro la criminalità, dice Amareggiato. Abbiamo spostato spacciatori da zone, abbiamo bonificato aree del territorio con un lavoro sinergico con le forze di polizia, i militari di strade sicure, ma con risultati veramente eclatanti. Ma è un Agostini deluso sulla poca solidarietà ricevuta e da lui definita come un rumorosissimo silenzio. La preoccupazione che questa cosa non ha provocato una grande reazione in città, come se fosse un fatto normale. Ecco, noi non ce la siamo cercata, noi stiamo lavorando per la città, ottenendo risultati indubbi. Torniamo a Treviso, massacrato di botte nel parcheggio del grattacielo di via Pisa. A scatenare il pestaggio nel cuore della scorsa notte pare sia stata la gelosia per una relazione clandestina. Un litigio acceso che in breve si è trasformato in un pestaggio violentissimo. Bilancio: un 46enne di un comune della prima periferia di Treviso, ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Cafoncello, ed un 40enne di origini rumene portato in questura e denunciato per lesioni personali gravi. La rissa, sfociata nell'aggressione alle 2 della scorsa notte nel parcheggio del grattacielo di via Pisa a Treviso, a scatenarla pare il movente passionale di una relazione amorosa clandestina. Fatto sta che il 46enne è stato massacrato di botte, calci, pugni, e se non fossero intervenuti gli agenti delle volanti chiamati da un residente a separare i due sarebbe potuto andare ancora peggio. Sul posto i poliziotti hanno immediatamente chiamato anche un'ambulanza del 118 per prestare soccorso all'uomo rimasto a terra dopo il brutale pestaggio. Le condizioni del 46enne sono apparse subito molto gravi, tant'è che è stato necessario intubarlo sul posto e portarlo all'ospedale, dove è stato ricoverato in rianimazione. L'aggressore è stato bloccato, portato in questura e denunciato in stato di libertà per lesioni gravi. Ci fermiamo, qualche minuto di pubblicità e poi torniamo con tante altre notizie dal Veneto, tra poco. Di nuovo in diretta, c'era anche un po' di Padova nell'udienza di oggi in Vaticano. Papa Francesco infatti ha incontrato i rappresentanti del progetto che ha portato i robottini amici dei bambini all'interno della pediatria di Padova. Pediatria dell'ospedale ha citato la pediatria dell'udienza, ha ringraziato e presentato l'equipe della pediatria che era in prima fila. Papa Francesco saluta la pediatria di Padova nell'udienza di oggi dedicata alla robotica apostolica. In prima fila la pediatra padovana Beatrice Dalla Barba e l'ingegnere Roberto Mancini, il creatore di Pepper, il robottino che aiuta i bambini malati ad affrontare le terapie più dolorose. Primo caso in Italia. È nata per la prima volta in Italia questa cosa di utilizzare i robottini per aiutare i bambini a non soffrire. Quindi vengono usati nelle procedure, quando ci sono procedure dolorose per i bambini, eccetera. Il robottino lo aiuta, gioca con lui, lo distrae, i bambini si divertono e non piangono. Ancora molto emozionata, Beatrice Dalla Barba, appena uscita dall'udienza, ci racconta al telefono della stretta di mano di Papa Bergoglio, che incuriosito e affascinato dal progetto padovano ha chiesto di poter vedere dal vivo i robottini in un'altra udienza. Questi simpatici umanoidi cantano, ballano, interagiscono riconoscendo le emozioni, amici speciali per i piccoli pazienti che così dimenticano il dolore. Adesso un robot è andato all'ospite, un robot viene usato nella stanza procedure, dove sono bambini che devono fare manovre anche molto invasive e con il robot non piangono, si divertono. Superato il Natale, continuano le polemiche sulle aperture festive in vista del Capodanno e dell'Epifania. Sulla questione è intervenuto anche il rettore di Monteberico, il santuario di Vicenza.
La guerra delle aperture selvagge. Come ogni anno le ostilità sono riprese con Natale e arriveranno a una tregua dopo l'Epifania per poi riaccendersi perché certe braci non si spengono mai. Il solco lasciato dal governo Monti sembra talmente profondo che ogni critica, ogni considerazione, ogni voce, persino quella del Papa o del Vescovo di Vicenza, Monsignor Beniamino Pizziolla, finisce in fondo al pozzo dell'indifferenza politica. Così anche quest'anno, da Natale a Capodanno, il business regna incontrastato con la sua piccola grande menzogna. Sì, perché il modello delle aperture indiscriminate ha evidentemente fallito, non c'è stato nessun beneficio economico, spalmando su 7 giorni l'incasso che prima veniva diviso su 6. In Europa siamo un'anomalia. Il sistema delle aperture selvagge, oltretutto, uccide le botteghe storiche, i piccoli negozi, a vantaggio dei centri commerciali e delle grandi catene. Ci sono mestieri necessari durante le feste, come il medico, il poliziotto, il pompiere, il cuoco, ma questa è un'altra partita, ha a che fare con le scelte ed è un nodo scorsoio su cui ci stiamo strozzando. Siccome i lavoratori non hanno tempo libero durante la settimana, altri lavoratori terranno aperto durante le feste, così a loro volta non avranno tempo libero. Insomma, un circolo vizioso. È brutto essere costretti dall'economia e non fare un salto di qualità personale. Fare un salto di qualità personale vuol dire fare una scelta di vita, scegliere. Padre Giuseppe Zaupa, rettore del santuario di Monteberico, unisce la sua voce a quella del Papa e del Vescovo di Vicenza. Anche lui richiama il senso cristiano del vivere da figli e non da schiavi. Se decidi, e decidi in casa, decidiamo tra di noi, allora forse costringiamo anche il mondo che ci circonda a non come una piovra incatenarci, ma però allora anche le scelte economiche di chi ha l'economia in mano è costretto a ripensare in modo diverso. Insomma, il senso è quello della ripartenza di uno stile nuovo che comincia dai cittadini, dai consumatori e che deve essere supportata dalla politica, chiamata a rappresentare la voce del popolo. Uno stile nuovo ed è quello che salverà anche forse la nostra umanità. È tutto per questa edizione, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, buona serata. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3, residua instabilità sulle nostre regioni, qualche pioggia in giornata ma con tendenza al miglioramento. Nel dettaglio sul Veneto diffusa instabilità con piogge un po' su tutti i settori della nostra regione, anche forti nel corso della mattinata, fenomeni comunque in cessazione entro sera-notte. Diamo ora uno sguardo all'andamento delle temperature, le massime saranno comprese tra 5 e 9 gradi, valori minimi tra 1 e 5 gradi circa. Che tempo farà invece sul Friuli Venezia Giulia? Situazione quasi del tutto invariata perché anche qui il tempo sarà spiccatamente instabile un po' su tutti i settori della nostra regione con piogge diffuse, localmente anche di moderata intensità, generale miglioramento col passare delle ore. Vediamo le temperature, le massime saranno comprese tra 8 e 10 gradi, valori minimi tra 3 e 5 gradi circa. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Molte nubi anche sulla nostra regione, il cielo risulterà essere coperto un po' ovunque, ma non sono attese precipitazioni degne di nota e la neve cadrà a copiosa sui confini alpini anche a bassa quota. Vediamo anche in questo caso le temperature, le massime saranno comprese tra 7 e 8 gradi, dunque valori più o meno stazionari, valori minimi invece tra 0 e 1 grado. Il mare sarà mosso sulle coste e molto mosso al largo, i venti invece saranno moderati da nord. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci.